Allora, l'ostrica è l'ostrica diomedea, è distribuita da Alessandro Tamburano, che è lui, e Oyster Fish, giusto? Giusto. Mentre la produzione viene praticamente dalla cooperativa Varano La Fenice, che si trova sul Gargano, in mare aperto, quindi è un'ostrica 100% allevata in mare. L'ostrica viene allevata a partire da una taglia minuscola di 3 o 4 mm, e quindi, essendo che trascorre da 2 a 3 anni in mare, prende tutte le caratteristiche del luogo dove viene allevata, quindi del mare Adriatico, che si trova tra le isole Tremiti e il Gargano. Un'acqua, diciamo, particolare, che gli conferisce delle qualità organolettiche che sono appunto uniche di quell'area, e questo è quello che fa dell'ostica diomedea un'ostica unica rispetto a quello che può essere quello che si può trovare, diciamo, gli altri produttori di ostriche. Ogni ostrica è particolare, la nostra è particolare perché appunto viene allevata in un contesto marino molto particolare, di un'area di tipo A, di un'acqua salubre, lontana da fonti di inquinamento, e quindi noi puntiamo su questo. L'aiuto di Alessandro, che promuove questa realtà produttiva, speriamo che venga riconosciuta dai consumatori di ostriche, appunto.